Il 2 aprile si celebra la giornata di sensibilizzazione per l'autismo. Quali sono le iniziative promosse? Sono tante le iniziative e ringrazio anche la collaborazione delle istituzioni che hanno aderito con entusiasmo e con grande sensibilità. Il 2 aprile, sabato alle ore 9:30, quindi faccio appello anche alla cittadinanza, oltre che alle istituzioni e alle associazioni che saranno presenti. Il 2 aprile saremo alla Cittadella Sanitaria alle ore 9:30 per una Walk for Autism, una passeggiata per l'autismo che attraverserà la cittadella sanitaria e si snoderà anche tra le bellezze del giardino botanico, che è stato gentilmente concesso dal Libero Consorzio. L'iniziativa nasce in collaborazione tra l'associazione di cui io sono vicepresidente, che è l'associazione Vita Autismo, il Liceo Politi, che oggi ci sta anche ospitando, i cui studenti hanno sempre avuto un ruolo attivo in campagne di sensibilizzazione per l'autismo, e l'Aspide Agrigento. Inoltre abbiamo il patrocinio del Comune di Agrigento, che per l'occasione 2 aprile illuminerà di blu, accogliendo le istanze delle associazioni che hanno presentato questa richiesta, illuminerà di blu il Tempio di Ercole. Ed è una cosa importante perché il 2 aprile un po' in tutto il mondo c'è questa tradizione di illuminare di blu. Blu è il colore della serenità per i ragazzi autistici, ma in realtà è il simbolo della vicinanza di tutti. Ringrazio anche in modo specifico l'Arma dei Carabinieri e il colonnello Vittorio Stinco. Anche loro hanno aderito a questa campagna di sensibilizzazione e illumineranno di blu sempre la sera del 2 aprile l'Arma dei Carabinieri. Ecco, perché questa Walk for Autism? In realtà noi vorremmo, io oltre ad essere la vicepresidente dell'associazione, oltre ad essere un'insegnante del Liceo Politi, sono soprattutto la mamma di Ruben. Ruben è un ragazzo autistico di 19 anni e non è facile convivere con l'autismo. In realtà i riflettori sull'autismo si dovrebbero accendere tutto l'anno e non solo il 2 aprile. E invece, ahimè, notiamo che si parla di autismo solo in questi casi. Noi vogliamo che qualcosa si muova. Abbiamo necessità di avere delle strutture più adeguate anche ad Agrigento. Nascono centri per l'autismo ovunque, eppure ancora non riusciamo a creare un centro per l'autismo ad Agrigento. Io penso sempre al momento in cui mio figlio, che ha il 5º anno del liceo scientifico, lascerà questa scuola e io in realtà mi ritrovo nel vuoto, perché non abbiamo una struttura che possa accogliere questi ragazzi in tante forme di attività dopo la scuola. Quindi io spero che iniziative come queste servano proprio a promuovere questo messaggio. Le famiglie abbiamo bisogno del sostegno e del supporto delle istituzioni. Io ringrazio quanti hanno aderito alla Walk for Autism del 2 aprile. Con noi, oltre ad avere i ragazzi, gli studenti del Liceo Politi, ci saranno anche gli studenti del Liceo Scientifico Leonardo, del Liceo Classico Empedocle, che per l'occasione animeranno anche in musica il momento iniziale e il momento finale della consegna delle targhe. E poi abbiamo associazioni sportive che hanno aderito a questa manifestazione, associazioni di medici ed infermieri, quindi è come se davvero si fosse creata una rete tra le scuole, le istituzioni, il mondo della sanità. Ecco, io spero che questo sia di buon auspicio per i giorni a venire. Colonnello Stingo, l'Arma dei Carabinieri sempre più vicino alle persone, in questo caso la vicinanza è per le famiglie con ragazzi autistici. La caserma si tingerà di blu come segno di speranza e di solidarietà. Sì, non potevamo non accettare questo invito che ci è giunto dalla professoressa Angela Rancatore, una persona a cui siamo molto vicini e le cui iniziative seguiamo con particolare fervore, un po' tutte quelle che conduce il Liceo Politi. È un momento importante di vicinanza, un segnale che vogliamo dare alle famiglie di chi soffre questo disagio, questa difficoltà, per rappresentare ancora una volta che noi facciamo parte della comunità, siamo l'Arma della gente e sentiamo le difficoltà che attanagliano tutta la nostra cittadinanza.
Il vicepresidente dell'Associazione Vita Autismo ha lanciato un allarme, ad Agrigento manca un centro per ragazzi affetti da autismo, qual è la situazione? Avremo un centro anche nell'area di Agrigento, perché ne avremo, il nostro servizio è organizzato in 3 territori: Ribera, Sciacca, Licata, Canicattì e Agrigento Casteltemmine. Avremo un centro anche qui, avremo 3 centri, uno per ogni territorio, e abbiamo anche un programma molto bello e innovativo, si chiama Budget di Salute, significa piani personalizzati finanziati per ogni persona per l'inclusione sociale, lavorativa e affettiva. Quindi i programmi già ci sono e invito tutte le associazioni dei familiari ad iscriversi all'albo della nostra azienda e a far parte della consulta dei familiari, in maniera che possiamo insieme costruire le politiche per la salute mentale, per l'autismo e per tutte le altre disabilità. Dottore, parte la manifestazione dalla Cittadella della Salute, lei dice che è un luogo simbolo, perché? Sì, è un luogo simbolo perché la Cittadella della Salute insiste su quello che era l'ex manicomio che era un momento di sofferenza, una struttura dedicata alla sofferenza, che nel corso del tempo è stata riorganizzata per dare proprio salute, per cui il simbolismo è abbastanza palese nel momento in cui noi parliamo di una passeggiata che non è un'attività prettamente agonistica, ma proprio una passeggiata comune e inclusiva, in cui soggetti che hanno appunto questo tipo di patologia e l'autismo debbono venire a portare alla luce, così com'è il momento specifico di domani, passando dalla Cittadella della Salute anche alla bellezza dell'orto botanico, che costituirà la cornice finale dell'arrivo e del momento di raccoglimento finale.